Vi leggo le formazioni. Vicenza a sinistra dei vostri teleschermi gioca con Sterchele, Castagna, D'Ignazio, Di Carlo, Praticò, Dal Canto, Lombardini, Gasparini, Murgita, Viviani e Briaschi. In panchina Brivio, Sartor, Cozza, Rossi e Masitto. Nelle file del Vicenza alcune assenze, quindi, come Sartor e Lopez in difesa, rilevati da Castagna e Dal Canto. Gioca di contro il Chievo con Borghetto, Franchi, Guerra, Zironelli, Danna, D'Angelo, Spatari, Bracaloni, Cossato, Antonioli, Melosi. In panchina Rossi, Moretto, Petiziol, Rinino, Valtolina. Arbitra il signor Trentalange, coadiuvato dai guardalinee Picchio e Albanese, e la terna arbitrale veste per la prima volta questa nuova casacca, una casacca azzurro-verde. Viviani, Di Carlo, Gasparini, Murgita difende, va alla conclusione, gol, Murgita, Roby Bum Bum, gol, tiro da fuori, Roby Bum Bum. Nono minuto e mezzo di gioco, invenzione balistica di Roby Bum Bum. Vicenza in vantaggio. Murgita continua a segnare. Gol da fuori, una parabola che sorprende Borghetto e che si infila proprio all'incrocio dei pali. Borghetto, Viviani, Briaschi, inseguito da Zironelli. I due sono amici di lunga data. Ci prova Briaschi, gol 2-0, gol da 25 metri, altra invenzione balistica di rara potenza e precisione. 2-0, Alberto Briaschi, azione personale, tiro che si insacca al 7 opposto, in quello dove era andato a finire la botta di Murgita. 2-0 il risultato. (17 minuti di gioco), il Vicenza raddoppia per merito di Briaschi, il cui tiro si insacca. Attenzione, sbaglia Zironelli, il tiro a volo. Ora Chievo in avanti, ancora Valtolina, il cross, respinge D'Ignazio. Formerà dei giallo-blu. Melosi, Bracaloni, palla che filtra, esce Sterchele, poi la palla, gol del Chievo, gol del Chievo con Melosi. 36 minuti e mezzo. Azione al limite dell'area, Bracaloni fermato da Sterchele. Forse c'era fallo ai danni del portiere vicentino. Era 2-1, ma il Vicenza viene in avanti nuovamente con Briaschi. Briaschi, gol! 3-1! Briaschi, Alberto. Botta e risposta, Vicenza magico, Alberto Briaschi. Se n'è andato tutto solo
3-1 risultato, fuochi d'artificio al Bentegodi. In area di rigore ancora Chievo, tiro Sterchele che blocca la conclusione di Spatari. Emozioni che non... da Danna. Chievo nuovamente in avanti. Possibilità per Cossato che alza la mira. Sul pallone Moretto che è entrato in campo da qualche istante. Orecchie tese ai risultati che arrivano dagli altri campi, ma stante il vantaggio biancorosso potrebbe profilarsi la giornata storica proprio al Bentegodi. Il traversone è abbondantemente già sul fondo quando è rimesso in mezzo al campo, in mezzo all'area da Moretto. Aveva già sbandierato il guardalinee, supporter del Vicenza. Zironelli, attenzione il lancio, Sterchele ferma Valtolina che poi rovesciata termina la sua azione concludendo alto. Questo è il 43esimo minuto. Il rinvio di Sterchele. Inizia l'ultimo minuto di gioco al Bentegodi, è 3-1 a favore del Vicenza e il pubblico sta vivendo un momento molto particolare indubbiamente. Palla in fallo laterale. La rimessa con le mani affidata a D'Ignazio, 44 minuti e 20 secondi di gioco. Vicenza conduce per 3-1 sul Chievo, tutto nel primo tempo, doppietta di Briaschi, gol in apertura di Murgita, aveva accorciato le distanze Melosi, esce dai pali ora Sterchele, allontana la palla servendo Lombardini. Lombardini tiene il possesso della sfera, serve Viviani. Nella ripresa il Vicenza ha giocato, ha mandato a memoria ripassando gli schemi di Guidolin, ma non ha dato particolare intensità alle sue azioni offensive. Palla verso Cossato che insieme a Dal Canto non riesce a raggiungere la palla, fatta sua da Sterchele. Dal Canto e Castagna tra i migliori sul terreno di gioco. Vicenza che ha levato dal cilindro 2 gol di pregevolissima fattura, situazioni balistiche, quella di Murgita e di Briaschi al 9° e al 18° bellissime. Poi Briaschi in contropiede ha portato a 3 i gol per la squadra di Guidolin subito dopo che Melosi aveva accorciato le distanze. Viviani apre per Gasparini. Gasparini che punta l'uomo, entra in area di rigore, Gasparini, gol! Nando Gasparini, 4-1, azione personale di Nando Gasparini nel suo Bentegodi a Verona, lo stadio che lo ha lanciato in Serie A. Segna il gol che lo riporta in Serie A. 4-1 il Vicenza supera abbondantemente il Chievo, non c'è tempo per proseguire, il Vicenza batte il Chievo e vince per 4-1. Adesso è un Vicenza che ovviamente raggiunge, se ci saranno i risultati dagli altri campi, la matematica promozione nella massima serie dopo 16 stagioni. Serie A, presidente scarica il presidente Dalle Carbonare, Guidolin, Gasparin, tutti i ragazzi in biancorosso scaricano la loro straordinaria felicità
sotto la curva dove ci sono i 6.000 magici tifosi biancorossi. Ecco l'abbraccio virtuale tra le casacche biancorosse, una stagione che ovviamente rimarrà nella storia. Il Vicenza torna in Serie A e l'ha fatto con una serie di partite indimenticabili sul piano del gioco. Grande festa ovviamente per i colori vicentini. Vicenza batte Chievo 4-1, gol nel primo tempo, Murgita, Briaschi, Melosi per il Chievo, ancora Briaschi, poi a tempo scaduto Gasparini. Finisce così con 90 minuti d'anticipo un'avventura indimenticabile per i ragazzi di Francesco Guidolin. Che il cuore è bianco rosso è sempre grande, lo sai, ti vuole con sé, perché il cuore